Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti. Questa è la nostra prima puntata di questo, chiamiamolo esperimento, questa trasmissione che appunto si chiama Dipende tutto dall'alzata e che si occuperà di seguire i campionati europei di pallavolo maschile che iniziano proprio stasera. Siamo qui io e mia sorella Donatella. Grazie di avermi. Sì. E in ogni puntata avremo un ospite qui in studio e qui oggi abbiamo graditissima ospite Ina Baldi e poi Donatella vi spiegherà chi è e che cosa ha fatto. E più tardi, con una nostra rubrichetta che è il collegamento con la storia, avremo con noi Carlo Devoti che è uno dei protagonisti delle Universiadi del 70. Sì. E questo diciamo è il preambolo di questa situazione. Sì, diciamo. Al di là dei campionati europei che cominciano oggi con la squadra di Fefè De Giorgi, stasera Italia-Belgio, ci teniamo molto a celebrare la prof Baldi che ha anima e cuore, si può dire, insieme al marito presidente Elio Gravagno della Team Volley, la società più antica, non diciamo vecchia, più antica di Catania, che fa attività esattamente dal 1982. Ci dici brevemente e poi... Sì, praticamente intanto vi ringrazio perché è bellissimo rivedervi questo salotto, è carissimo. Quando possiamo parlare di pallavolo è sempre bello. Infatti è una cosa che ci piace. Sì, noi da tantissimi anni, da 42 anni, con la stessa energia, con lo stesso spirito di provare, riprovare. Ce ne vuole perché 42 anni sono tantissimi. Sì, è una vita proprio. Quante delusioni. Delusioni anche, certo. Non si può parlare in un progetto così lungo. Dispiaceri, però anche tante gioie sì, sicuramente. E indubbiamente è quello di avere sempre i ragazzi vicino e di avere questo rapporto. Ma tu non ti stanchi? A te piace? Non le stanchi? No, io a un certo punto mi sono stancata. Ma quindi quest'anno la B1 femminile. Volevo prima entrare nel merito. Io quando parlo di pallavolo femminile non me ne voglia. Diciamo che l'argomento lo volevo presentare prima di tutti, appunto è questo europeo non meno senza togliere nulla alla prof. Noi quando parliamo poi cominciamo. Poi magari parte per la tangente, però volevamo dire appunto a chi ci ascolta innanzitutto come sono strutturati questi campionati europei, la loro formula, è qualcosa in cui sì, è una formula particolare, sono 4 gironi da 6 squadre. Insomma, secondo me lascia il tempo che trova perché troppe squadre cuscinetto abbiamo visto anche nel femminile, è difficile trovare. Sì, diciamo che l'obiettivo di ampliare un pochino il bacino d'utenza, però poi bisognerebbe trovare un'altra formula, magari fare già al secondo turno perché sono partite che insomma ripetitive, che lasciano il tempo che trovano. Non dico che si può scommettere sul 3-0, ma quasi. Esatto. Però diciamo chiaramente sono state fatte con le teste di serie, quindi Italia, Polonia, Francia, insomma dovrebbero essere quelli nel ranking mondiale. Se vogliamo entrare ancora più nello specifico, diciamo che questi 4 gironi sono in nazioni diverse, 4 nazioni diverse, quindi l'Italia ovviamente giocherà in Italia, poi abbiamo un girone in Bulgaria che ospiterà appunto parte dall'ospite principale che è la Bulgaria con altre squadre, adesso vi diremo, poi c'è il girone della Macedonia del Nord e il girone di Israele. L'Italia ha un girone, noi sto sempre facendo i dovuti scongiuri, un girone che parte relativamente facile, cioè abbiamo come avversari Belgio, Estonia, Germania, Serbia e Svizzera. Le prime 2 squadre di questo girone, e le prime 2 ovviamente degli altri 3, passeranno al turno successivo e lì la competizione diventa o dentro o fuori seria perché appunto o dentro o fuori diretta e quindi lì quindi diciamo che ti giochi un europeo in una partita fondamentalmente però già sei rodata, cioè nel senso il campo, l'emozione. Tu da allenatore preferisci questa formula? Cioè se tu dovessi fare una formula ti giochi le 5 partite in modo da prepararti a questo ottavo di finale? Secondo me sì. Secondo te anche sì? Una rosa abbastanza varia, quello che per esempio Mazzanti sta facendo nel femminile è quello di far giocare tutte, dunque se ha bisogno
cioè, mettere secondo me in un piano condizione B tutti quanti comunque di essere pronti. coinvolti. Cioè una di essere sorta di pronti. riscaldamento a quella partita fondamentale. Sì, ti giochi tutto e in una partita secca o due, secondo me è troppo riduttivo. Esatto, diciamo che a cosa serve anche questo girone? Ad avere la classifica, cioè se tu sei primo e incontri la quarta del girone a te abbinato, ovviamente se tu sei secondo, terzo, invece le partite diventano più quindi impegnative. è fondamentale comunque nella prima fase dare il meglio ed arrivare Ma questo poi evita le famose combine di anni passati, ma c'era stata molta polemica, esatto, Biscotto perdere per andare a incrociare quella. Succede anche alle Olimpiadi, succede in tante situazioni a volte che sono la parte nascosta che magari è brutto dirlo, però a volte è così. Però devo dire che come propaganda il pubblico è lì a sostenere l'Italia, si affeziona, certo. Gli indici di ascolto aumentano. Questo è un bene, a mio avviso, per tutto il movimento. Allora, possiamo dire un attimo le convocazioni che tutto sommato avevano. Direi dopo, facciamo il nostro. Grazie. No, facciamo perché secondo me dobbiamo approfondirla meglio. Va bene. Non volevo bruciarla. Comandi tu, come sempre, d'altronde dipende. Io avrei scritto dipende tutto da Tiziana, non dall'alzata. Chi la faceva fra me e te? La facevo io. Però i punti li facevo io, scusami. Ma se io non avessi alzato come alzavo. Cioè, questa polemica dura oramai da 40 anni. Quindi dicevo, allora facciamo intanto il nostro collegamento con la storia con Carlo Devoti che vi avevo anticipato e poi dopo approfondiremo invece la formazione dell'Italia con le convocazioni fatte da Fefè De Giorgi. Adesso siamo arrivati al momento del nostro collegamento con la storia. Abbiamo detto che in queste 6 puntate ci saremmo occupati in ogni puntata di un evento storico della pallavolo e partiamo in questa prima puntata con l'evento diciamo più antico e abbiamo il collegamento esterno con Carlo Devoti. Con piacere partecipo al vostro meeting. Ciao Carlo, benvenuto. Perché abbiamo chiamato Carlo Devoti? Perché in questa prima puntata vogliamo ricordare il primo grandissimo risultato della nazionale. L'Italia vinse nel 1970 per la prima volta la medaglia d'oro alle Universiadi di Torino. Io avevo 10 anni ed ero tra il pubblico ed eravate i miei eroi, io lo ricordo benissimo. Quindi volevamo avere appunto un ricordo proprio da un protagonista che è Carlo Devoti che faceva parte di quella squadra. Dici qualcosa tu. Giusto. Dimmi. Allora, velocissimo vi dirò che le Universiadi in un primo momento dovevano essere la preparazione per i mondiali che si tenevano a Sofia un mese dopo. E allora noi avevamo invitato la Bulgaria, Livorno, e con la Bulgaria avevamo fatto un collegiale di 15 giorni, proprio in vista dei mondiali. E invece poi ci siamo trovati nelle Universiadi molto preparati e tutti più o meno eravamo studenti, no, non più o meno, tutti studenti universitari ed eravamo tutti ragazzi di 22-23 anni, cioè nel pieno un po' della nostra energia giovanile. E così un po' incitati, appassionati di questo, anche per rispondere a un pubblico che era veramente per noi, perché io ero abituato così, noi pallavolisti giocavamo allora con un grande pubblico a Parma, Modena, Ravenna, Firenze, ma però la pallavolo, pur essendo un gioco praticato, non era ancora un gioco diffuso. Molto seguito. Parlo del 1969-68, quegli anni lì. Ecco, e trovarsi in un contesto così motivante, probabilmente abbiamo tirato fuori tutto il meglio di cui potevamo disporre. Ricordo è chiaro che le Universiadi non erano i mondiali, no, però era una manifestazione, era una manifestazione importante. Anche se alle Universiadi c'erano molti giocatori che poi trovavamo nelle squadre nazionali, quello sicuramente. Io ho letto da qualche parte che appunto per le Universiadi lì di Torino l'organizzazione non aveva pensato al grande pubblico che ci sarebbe stato, infatti vi avevano relegato, diciamo così, a una sorta di capannone con le tribune, con i tubi innocenti. E ho letto
letto da qualche parte che man mano che il vostro percorso continuava con i vostri successi, il pubblico aumentava e hanno dovuto aggiungere delle tribune in più. Ti ricordi questa cosa? Perché che il pubblico, alla finale c'erano 6-7 mila persone. C'era tantissima gente. Quindi Come mi ricordo bene, perché era il Bureau de Tourisme era, sì. Ed era un palazzo così un po', diciamo, da fiera, non era tanto un palazzo dello sport, che poi è stato riadattato con una tribuna centrale che era di 2000 posti originariamente e tanti campi laterali dove giocavamo maschi e femmine assieme. Cioè l'ambiente era bello perché ci trovavamo un sacco di pallavolisti, pallavoliste tutti lì, questa ma baraonda. Possiamo ricordare chi Quali allenava gli altri giocatori? Chi c'era con te in campo? Anzi, ti dirò che io ero uno del gruppo, non ero certo il migliore, c'erano altri molti più bravi di me. Però diciamo il fatto di trovarsi con le ragazze anche della nazionale italiana, con le giapponesi, le ragazze, con tutto. Era un clima internazionale diverso, certo. Piacevole. Ma ci ricordi qualche nome dei tuoi compagni, per favore? Allenava Federzoni, no? Ma secondo te, Donatello, non mi ricordo il nome dei compagni, una roba da matti. Sai che ci troviamo ancora adesso? Ho visto su Facebook, ho visto che fate queste riunioni con tutti quanti. La miseria. Adesso ci vediamo con Carmelo, Pitera e con Fegino, sì. E con Salerno, e con Roncoroni, e con De Angelis, con Barbieri, ci troviamo sempre da Renato Fegino. E siccome Renato abita a pochi chilometri da Carmelo, Pitera, dopo facciamo cene qua, cene là. E dirsi che ci commuoviamo è poco, perché certo. Ritorniamo sui nostri passi, siamo molto ripetitivi, ma è un ripetere. Però è bello trovarsi dopo 50 anni, significa che per noi, per voi, la pallavolo ha significato tantissimo e ha lasciato un segno di amicizia veramente che dura da 50 anni. Allora, se ricordiamo un attimo la finale, contro chi avete vinto e il punteggio, dunque, in modo da capire un attimino. Non era una finale, era un girone all'italiano. Ah, ho capito. Ma stranamente, quando noi abbiamo giocato l'ultima partita, coincideva con la finale. Perché se vincevi... Chi vinceva, vinceva. Se perdevi, arrivavi in terzo. E noi abbiamo incontrato l'ultima partita il Giappone. Se vi ricordate, il Giappone allora era una nazionale fortissima, in evoluzione. La femminile no, aveva già vinto le Olimpiadi a Tokyo nel 64, ma i maschi, che poi vinsero le Olimpiadi nel 72, non erano ancora i giapponesi di quella volta, del 72. Però si vedeva che era una nazionale proprio forte, ecco, si vedeva, mi ricordo. 3 giocatori di quella squadra poi giocarono nella finale nel 72 e perciò fu una partita con un tifo incredibile e con la televisione. Sì, immagini. Dimmi? Sì, dico, abbiamo le immagini, ma sono troppo sgranate nel tempo, esatto, ma sono bellissime. Sì. E invece ricordo un particolare che mi può anche piacere, che l'avvocato Giannozzi, che era il nostro presidente federale, a cui noi volevamo bene perché aveva una passione quell'uomo lì incredibile, arrivò negli spogliatoi con il dottor Saini. Saini era il segretario generale del CONI ed era un personaggio vero, fra l'altro come onesti erano originari di Torino. Entrò Saini accompagnato da Giannozzi e Saini disse: tutta l'Italia mi sta a guardare. C'era la televisione. Bella emozione. Allora, per noi anche quello era una cosa. Sì. E Giannozzi dice: allora, ho pensato a un premio partita. Se vincerete vi daremo 100.000 lire a testa. Considerate che il mio stipendio allora da maestro dello sport del CONI era 114, mi ricordo molto bene, 114.000 lire, perciò quasi uno stipendio. Era uno stipendio, fantastico. E poi si rivolse a me e mi disse: tu Devoti non puoi prenderlo perché sei un dipendente del CONI. Ecco, fantastico. No, mi scappò da ridere perché io dissi: ma vabbè, io non gliel'ho detto. Certo, non c'è. Un uomo di sport come Giannozzi, pensare che un premio di partita possa, diciamo, superare l'emozione, certo, una così forte come le medaglie. Cioè, non ci abbiamo neanche pensato che potesse essere
un qualcosa di stimolo, ecco, però Però è sempre stato qualcosa. Benissimo, Noi bellissimo questo ricordo, bellissimo questo salto ti all'indietro. ringraziamo. Perché dice come eravamo una volta. Certo. Questo discorso dice come eravamo una volta. Certo. Cioè noi eravamo studenti, al di fuori poi di alcuni di noi che sono diventati insegnanti di educazione fisica, nel mio caso maestro di sport, altri erano ingegneri, avvocati, medici chirurgi, e che uno fra l'altro non era primario nel chirurgia di Parma, tutti persone poi Certo, sono tutta persone gente in che gamba, studiava. persone e in noi vedevamo la gamba. pallavolo come un passaggio della nostra vita. Cioè, Uno io sapevo svago, già- non era certo un lavoro come è ora. Esatto, non c'era dentro la nostra testa. È chiaro che se qualcuno ci dava qualche soldo eravamo contenti. Ma non Però ci non pensavamo era- agli ingaggi non di era- oggi. Benissimo Diciamo, Carlo, Esaurito il tempo, è a esaurito il disposizione. nostro tempo, grazie Ti ringraziamo della per il tua tuo presenza intervento. Sì, sì. e della tua testimonianza, è stato bello vederti. A distanza tanto di prima. anni, buon lavoro e seguiremo ancora. questi europei maschili. A presto. Ciao. E ciao. intanto vi lascio con un ricordo bello di Liliana Pizzo, al quale ero affezionato, anche se Grazie. avuto poi di conoscerla come staff o roba del genere, ma la ricordo bene come una persona molto 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 in gamba, molto Grazie. adatta al suo ruolo. Vi ringrazio. Grazie Grazie mille. Carlo, ciao. Ciao, arrivederci. Ciao, Ciao. ciao. Grazie. Quindi abbiamo ringraziato Carlo Devoto. Commovente, questo Sì, salto sì. indietro No, è stato bello anche commovente. perché noi c'eravamo, tu avevi 10 anni, io ne avevo 13, perché purtroppo ho questa disgrazia di essere sempre più vecchia di te, da quando sono nata. Però non sembri. Non sembra. E comunque io avevo 13 anni e ho un ricordo vivissimo di Carlo e di tutti gli altri giocatori. Da lì partì veramente anche la nostra passione. Cambiò, Sì, noi fece uno scalino in più. eravamo campioni d'Italia ai Giochi della Gioventù. Esatto, e quindi Quando io non giocavo perché ero troppo piccola, mi troppo limitavo a piangere a bordo campo, cosa che Esatto. mi ha accompagnato poi, Sempre. non si sa perché, per tutta la mia carriera. Va bene, Va bene. e quindi esaurito questa nostalgia, rituffiamoci in questi europei che stasera abbiamo detto iniziano alle 21:15, l'Italia incontrerà il Belgio, squadra, diciamo, Cuscinetto? no, un Senza cuscinetto. voler... Diciamo che è una partita piuttosto abbordabile, no? Diciamo che gli avversari veri li troveremo dopo. Diciamo che il prima- Belgio è 23esima nel Nel ranking ranking mondiale, insomma. Però le partite, diciamo, gli avversari che più ci daranno del filo da torcere sono sicuramente prima di tutto la Polonia, che in questo momento è la squadra più forte al mondo e che anche grida vendetta perché proprio L'anno in Polonia, scorso ha perso il ai- mondiale ai in mondiali casa. perse proprio in casa dall'Italia e quindi diciamo che hanno Come fu questa partita come dell'anno il scorso? dirigente avvelenato. Prof. Ma guarda, eravamo tutti quanti là in tensione punto su punto e non immaginavamo che quest'Italia incalzasse, andasse Così sempre giovane? avanti, giovane. Senza esperienza. Sì, con un libero che ha cambiato il libero, con l'opposto nuovo, Romano. Romano. Lui ha avuto un coraggio, secondo me, Fefede Giorgi, incommiabile perché Sì, ha dato fiducia, ha diciamo, dato a questa squadra fiducia, giovane, sì. È stato ripagato. E la diciamo, gente si è innamorata perché loro sono E andati quindi con un treno. La Polonia, insomma, io la vedo veramente. Ma la veramente Polonia è più avanti. La Polonia, vabbè. E intanto andiamo, abbiamo noi Belgio, Serbia. No, vabbè, io stavo dando per scontato, forse ho sbagliato. Sì, in effetti, sto peccando. Tu di già presunzione. eri per la Tu già finale. sei alla semifinale. No, volevo parlare semplicemente di quelli che sono gli avversari più temuti, più temibili, che sono appunto Polonia, Francia e Slovenia. Diciamo che queste Anche la Serbia potrebbe dire la sua, La con i Serbia, vecchi con i leoni. gironi, grande. già nel sì. girone. Beh, insomma, la pallavolo poi non è poi così scontata, cioè non è che poi i risultati sono sempre quelli che uno si aspetta, quindi noi ne parliamo così. Beh, io penso che in Italia-Belgio io Italia-Belgio. mi gioco il 3-0. Mi sbilancio. 3-1, dai, facciamo 3-1, diamo prof. un po' di fiducia. No, 3-1 secondo me no. No. 3-0 sono stata buona. sicuro, dici? sì, secondo me sì. Ne parleremo alla prossima puntata. Invece, visto che abbiamo qua la prof, un attimo ci spostiamo nel femminile che ovviamente in questo momento impazza, non vogliamo mettere in difficoltà nessuno, tu sei stata a Firenze a vedere la nazionale, c'è un po' questa polemica.
eterna dell'Egonu sì, Egonu no, Egonu sì, Egonu no. Quindi... Ma vi devo dire che anche io ho seguito questa cosa su Facebook e anche io ho scritto, che solitamente non lo faccio quasi mai. Ogni tanto ci scappa. Ho detto viva l'Italia e basta. Basta. Noi dobbiamo tifare per quello l'Italia. sì. Però queste discussioni ci piacciono. Io dico che lui è un coraggioso perché ha fatto dei cambi importanti e sta facendo fare giocare tutte queste ragazze, dunque a livello emozionale le sta provando, le sta testando. Diciamo che forse lui non voleva più essere Egonu dipendente. Secondo me sì, infatti. D'altronde lui ha l'obiettivo che è Parigi 24. Brava, perfetto. E quindi ha detto sì, Egonu è la più forte giocatrice del mondo, sì, De Gennaro è il più forte libro del mondo, ma No, ho bisogno di altro, ho bisogno di avere qualcos'altro. A livello anche di comportamento, lui ha bisogno anche di qualcuno, a mio avviso, caratteri diversi sono. sì, che sposi anche il suo modo di essere, di fare, ecco. Probabilmente anche la scelta di lasciare a casa qualcuno di Diciamo come più, ha fatto un po' Fefè quando ha deciso di eliminare quelle Zaiz. più Eliminare grandi, brutto, le senatrici, cioè esatto, esatto, Zaiz è una Zaiz. scelta importante. È una maniera diversa di Diciamo dire. che comunque lui è stato fortunato perché ha messo fuori Zaiz, che non c'entra niente No, ovviamente, no, e ha ragazzi, vinto si è l'Europeo e il trovato- Mondiale, non gli puoi Nessuno dire niente, è può chiaro, dire qua niente, purtroppo siamo sempre là. Sì, Siamo un i risultati sono popolo, stati diversi, quando però- tu vinciamo tutti, quando tu perdi tu solo. È verissimo, verissimo. Lo sappiamo qualcosa. Però Noi avanti sappiamo giovani, qualcosa, è ma è giusto, anche perché l'obiettivo è Parigi, perché sia per la femminile che soprattutto per la maledizione della maschile che non si è mai riuscita a vincere sta benedetta medaglia d'oro alle Olimpiadi, ma questo ce ne occuperemo nella nostra trasmissione delle Olimpiadi del 24, quindi ci candidiamo ufficialmente Si spera a che commentare che l'Olimpiade. in Sicilia ci ospiti anche Per l'Olimpiade. E adesso stavamo parlando appunto di giocatori, di convocazioni, entriamo ancora più nello specifico parlando appunto dei doni, dei 14 giocatori a disposizione di Fefè De Giorgi. Allora, partiamo dall'alzata. Partiamo dall'alzata. L'alzata lì non si discute. Noi abbiamo Giannelli. Simone Giannelli, il secondo è Riccardo Sbertoli, che ha comunque un suo perché importante. Sbertoli è campione d'Italia con Trentino, Con cioè, Trentino. non è che stiamo parlando di uno scappato di casa. Quindi diciamo secondo palleggiatore, ma diciamo secondo che è quasi primo, quasi. Simone Giannelli, che viene sempre da una stagione spettacolare, spesso e volentieri in questi tornei internazionali risulta essere MVP, cioè il miglior giocatore, oltre che diciamo che l'esperienza di Perugia ancora non si è riuscita perfettamente. No, ancora, però secondo me diamogli tempo. Assolutamente. Però assolutamente. I centrali, andiamo ai centrali. Dilli tu. No, che dilli tu, che così se i giocatori Sei impreparata. Allora, sono impreparata. Gianluca Galassi, poi abbiamo Leandro Mosca, Roberto Russo e Giovanni Sanguinetti. Perché c'è il problema di Anzani che è stato fermato dai controlli fisici, al quale facciamo ovviamente tutti i nostri auguri. Sperava, ha fatto tutti i controlli. Ma credo che dovrà essere operato. Dovrà essere operato. Sperava di poterlo recuperare, invece purtroppo questi problemi cardiaci lo hanno messo fuori, ma comunque è al momento. La sua partita lo aspettano tutti esatto. a più presto. E quindi questi sono i centrali, diciamo che è il settore forse un po' più quello più giovane, devo dire, con meno esperienza. Con meno esperienza a livello internazionale. Russo, già abbastanza occupato. Poi abbiamo come schiacciatori Rinaldi, Tommaso Rinaldi, Mattia Bottolo, giovanissimo, Daniele Lavia che ha assunto, diciamo che la diagonale importante è Daniele Micheletto. Diciamo che Alessandro Micheletto, che è poi il nostro mancinone figlio d'arte di Micheletto il papà, che giocava ai tempi nostri, adesso purtroppo mi sfugge il nome, e Alessandro Micheletto che è Riccardo, l'avevo detto, l'avevo beccato. Vabbè, ogni tanto qualcosa te la ricordi. Io purtroppo la memoria non è il mio forte, lo sappiamo benissimo. Quante volte dicevano io questa partita l'ho giocata, non c'ero. No, lei ogni volta dice ma io non c'ero, cioè non ogni c'ero. volta qualche partita non c'era. Sì, E i due liberi. E i due liberi che sono Fabio Balaso, Leonardo Scafello. No, ci siamo scordati gli opposti. Sì. È importante. E dove c'è Bovolenta, l'ingresso di Bovolenta, figlio. C'è
l'esordio, diciamo, non l'esordio che già ha giocato, ma comunque una delle prime volte che si presenta, Alessandro Bovolenta, figlio dello scomparso, giovanissimo, suo papà ha perso la vita proprio Vigor in campo. Vigor Bovolenta, ma il suo figlio ha preso tutto da lui ed è veramente fortissimo. Anche la figlia Detto gioca. ciò, Sì, anche la figlia. adesso vogliamo parlare un po' di numeri e c'è la nostra seconda rubrichetta che è quella che ho chiamato, stavolta mi prende il merito, 2 più 2 ha fatto 5 e poi vi spiegherò perché. Allora, questa è la mia rubrica, la rubrica dei numeri, che ho chiamato 2 più 2 ha fatto 5. Ora, i più anziani, i più vecchi si ricorderanno che... Ma gliel'hai chiesto al prof Pittera se puoi prendere? Ho permesso il buon Carmelo Pittera, il prof Pittera, che era direttore... Allenatore. Sì, quelli bravi dicono direttore. Allenatore. Commissario tecnico, era l'allenatore dell'Italia che... nel 78 a Roma conquistò il secondo posto. Ma questo ne parleremo più avanti. Ma perché 2 più 2 ha fatto 5? Perché lui prima della semifinale contro Cuba, a chi lo intervistava disse per vincere questa partita 2 più 2 dovrebbe fare 5. Voleva dire semplicemente che era impossibile. Che era praticamente impossibile battere Cuba. E invece è andata così. Cuba quindi hai la rubrica dei numeri. Quindi subito dopo lui disse 2 più 2 ha fatto 5. Allora, questo preambolo per dire che io sono un po' fissata con i numeri. Un po' leggermente, cioè una cosa così. Io conto i gradini quando salgo le scale, conto i vagoni dei treni quando passo. Cioè diciamo che è un po' paranoica, si può dire. E quindi ho voluto diciamo, prendermi questo angolo nel quale parlerò di statistica, cioè il set più lungo, l'azione più lunga, chi ha fatto più punti, chi ha fatto più Ma io posso partecipare a questa trasmissione? Il titolo è il tuo, lo stacchetto è tuo, i contatti sono i tuoi. Allora io ora parlo con la prof Baldi, esatto, alla pallavolo di casa nostra, tutti europei, tutto quello che volete, però io la prof Baldi. Quando comincia questo campionato di B1 femminile, dove dobbiamo andare a vedere le partite, cosa dobbiamo fare per supportare questa antichissima società? Benissimo, allora il campionato comincerà il 7 di ottobre, giocheremo al palazzetto. Palabramo, avete ragione. L'orario? Le 17. Generalmente, parlavamo prima, cominciamo... è un anticipo perché visto le qualificazioni per le Olimpiadi, visto questi europei, le straniere non possono ritornare perché prima iniziava la Serie A e poi a seguire gli altri campionati, invece cominciate prima voi. Quest'anno hanno fatto al contrario, quindi fari puntati su di voi il 7 ottobre. Il 7 ottobre così hanno tolto il Lazio e hanno messo l'Abruzzo, dunque campionato pesante, impegnativo. Qual è il vostro obiettivo? Il mio obiettivo, dopo 2 anni di retrocessione, devo dire che è quello di una serena salvezza. Vincere, e ho detto il 6° posto è nostro, ma la palla è rotonda, il campo è lì e noi lotteremo con tutte quante. La nostra squadra quest'anno è giovane, i centimetri sono interessanti, sì, ben fisicate, ben messe, e poi soprattutto sane fisicamente, la voglia di lavorare. E il tuo sponsor è il Abba Ambiente, che ti segue già da un po'. Sì, di Luigi Di Stefano, che ci segue da tantissimi anni ormai. Perché diciamo che lo sforzo economico è importante. È il main sponsor, sì. E noi lo coinvolgiamo in tutto e per tutto all'interno della società. Ora per esempio il 22 e il 24 siamo vicino a Genova a fare un torneo internazionale con delle squadre, sì, una spagnola mi sembra, una svizzera, lui ci accompagna, quindi c'è un bel movimento, un bell'ambiente. C'è un bell'ambiente, sì, facciamo un bell'ambiente. Ambiente. Bene. Allora, visto che mi hai rubato la rubrica, ma se no non mi fai parlare, vengo qui
Così faccio la bella statuina. E di numeri non abbiamo parlato. Ma non ce ne hai al momento, esatto, numeri. Perché non essendo ancora iniziato il campionato europeo che inizierà stasera, non ho grossi numeri. Ma una cosa ve la voglio dire con i numeri. Hai tutto il diritto. Volevo parlarvi del ranking mondiale che viene Certo. fuori dai risultati precedenti, da tutta una serie di situazioni. C'è una cosa complicatissima, però vi dico che secondo il ranking mondiale della fine di luglio del 2023 la nazione al primo posto è la Polonia con 407 punti, la seconda sono gli Stati Uniti 375 e l'Italia risulta terza, sì. 359 punti. C'è da dire che il campionato europeo non dà l'accesso alle Olimpiadi, Esatto, questo ne parleremo e proprio in dopo maniera ci più saranno approfondita. tutti i tornei olimpici Di qualificazione. Esatto. Quindi, esatto. e noi ci saremo. seguiremo tutto. Noi ci vogliamo non molliamo essere, niente. Allora, concludiamo questa prima puntata dando appuntamento a stasera, perché stasera vi ricordo che c'è l'esordio dell'Italia da Bologna alle 21:15, ovviamente sarà in televisione, la trasmetteranno, c'è l'Italia che esordisce con il Belgio. Noi ci rivediamo diciamo in una fase più avanzata di questo primo blocco degli europei con alcune partite già effettuate. Noi ci rivedremo il 3 di settembre con la seconda, con altri ospiti ovviamente che non vi sveliamo, che eccetera. avremo, ovviamente ci occuperemo sempre della pallavolo di casa nostra, che è importante tanto quanto, e quindi avremo sempre un ospite studio, un collegamento esterno, le tue rubriche dove io non metterò mai bocca. Quella della storia ci sei anche tu. Va bene, ci sono anche io. Intervenire. Prof, ti ringraziamo sempre della disponibilità, ti facciamo tante auguri, ti ammiriamo, io soprattutto perché lei ha smesso da tantissimo, ma io veramente ammiro la tua forza, come tu riesci ogni anno a rifare. Ancora ti diverti? Mi diverto, sì, è vero, molti mi chiedono, ma io mi diverto, non sono stanca, e intanto vi ringrazio per questo. Ci vedremo il 7 ottobre in casa? Non mi pare questa domanda non andava fatta. No, vabbè, ci hanno cambiato, vi hanno cambiato il calendario. Sì, vabbè, seguiremo ovviamente la team volley. Certo, magari c'è calcio, quant'altro. Basta, e la pallavolo di casa nostra. Campionati europei stasera. E ci vediamo noi il 3 settembre. Grazie anche a Carlo Devoti, grazie a tutti voi. Arrivederci. Ciao. Ciao.